Buongiorno a tutti ragazzi, domani è ancora maltempo, fortunatamente non a sud da noi, ma bensì in nord Italia, quindi in Toscana, in Emilia-Romagna, sulla Lombardia. Si salva ragazzi Torino, però per le ore 9, questa è una proiezione per le ore 9, quindi diciamo che verso le ore domani mattina, 15 novembre, ragazzi, il maltempo colpirà un po' della Sardegna su Sassari, colpirà giustamente come potete vedere la Toscana, il Veneto, ciao Raffaele, ciao. Poi la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Vedete, adesso vi alzo un po' e vi faccio vedere. Quindi a Nord Italia domani mattina alle 9 sarà così. Ciao Andrea. Poi ragazzi vi passo avanti con l'orario così ve ne rendete conto un poco. Questo qua invece è lo scenario ragazzi, che ora è? Per le 12 ragazzi, perché ce l'ho segnato quindi lo stavo leggendo. Come potete vedere si salva giusto un po' il Piemonte. Poi ragazzi è tutto fino a Roma, diciamo il lato tirrenico è tutto bello coperto, Friuli Venezia Giulia Rosso, Veneto, Trentino Alto Adige, davvero si salva solo diciamo il Piemonte ragazzi per adesso. Un po' sulla diciamo sulla Sardegna, non faccio vedere la Sicilia perché ragazzi è tutto bello pulito, ve la voglio far vedere, quindi è bello pulito, quindi perciò non ho fatto l'Italia intera, perché il maltempo sarà proprio dedicato allerta rossa, avvocate, è facile, no? Quindi diciamo forti piogge, quello significa. Quindi viola significa la neve e poi il verde, giallo, allerta arancione, allerta gialla, poi il verde è acqua normale, diciamo, quindi il blu è il fronte freddo che arriva, il celeste, cioè questo colore qua. Questi sono i colori. Il nero è fortissimo, quindi forti acquazzoni, quindi i colori sono questi qua, ragazzi. Questo qua per le ore 12, poi l'ultima previsione l'ho fatta per le 21, come potete vedere ancora su Friuli Venezia Giulia, allora Lombardia è passato via tutto, però adesso sta su Torino, quindi Val d'Aosta e Torino. Sta tutto concentrato, ciao Giuseppe, sulla Toscana e su Roma e poi sul resto del, diciamo, del sud Italia nulla ragazzi, quindi questa è la previsione diciamo per domani. Come potete vedere sulla Sicilia ragazzi nulla, perciò non l'ho fatto vedere perché il maltempo ragazzi è proprio destinato quindi al nord Italia, quindi domani il nord Italia a tratti sarà la Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Torino, Firenze, Veneto, diciamo fino a Roma ragazzi, per portarle in breve, quindi domani sarà una giornata da Roma a salire di maltempo, quindi un orario diciamo piove qui, un orario piove lì, un altro orario piove da un'altra parte, quindi riepiloghiamo ragazzi, voglio andare indietro, questo è quello per le 9, quindi vedete Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e diciamo Genova e Toscana e un po' la Sardegna, mentre vedete dal Roma scendere giù nulla ragazzi. Poi vado avanti per le 12, ha preso pure la Lombardia, si salva solo il Piemonte ragazzi. Quindi un po' sulla Toscana, no no, stai tranquillo Johnny, nulla, guarda, te la faccio vedere la tua Sicilia, Palermo, tutta bella pulita, vedi? Non l'ho fatto l'inquadratura totale perché non ci sta bisogno proprio, quindi il maltempo è proprio dedicato solo al nord. Poi ragazzi alle ore 21 sempre maltempo ma sempre al nord, stavolta Friuli Venezia Giulia, Toscana, Roma, un po' stavolta il Piemonte nella serata, quindi questo è quello per quanto riguarda le previsioni per domani ragazzi, quindi ci sarà maltempo in generale su tutto il nord Italia a tratti, quindi un certo orario pioverà in Lombardia, un certo orario di sera pioverà in Piemonte, però sarà da Roma a salire in su. Quindi sempre massima attenzione perché il rosso significa, quando andate a rivedere il video, il rosso significa
forti piogge ragazzi, quindi è come se scritto allerta rossa, l'arancione, allerta arancione. Ciao Jasmine, buona giornata. E quindi in base ai colori vi regolate, quindi il blu è freddo, quello più scuro sono forti temporali, quindi è facile, non è che diciamo, ci vuole un interprete per i colori. Basta vedere i colori e vi regolate stesso voi. Quindi dove sta arancione, ad esempio qua su Roma, ad esempio questo è tipo un'allerta arancione là sopra, quindi in base inverno invece è pioggia normale, il blu è il freddo invece, quindi sono correnti fredde che arrivano, quindi e questa non è facilissimo da interpretare, non è che ci vuole uno scienziato. Sì, sì, Jasmine, sì, sì, ho detto domani è tutto concentrato da Roma a salire, in effetti guarda, questa qui è quella delle 9 di mattina, quindi come puoi vedere tutto il nord Italia tranne che il Piemonte. Poi si salva da Roma a scendere giù, il lato della Toscana però Adriatica si salva e poi tutta la Sicilia, come ho detto a giorni, vedi è bella pulita pulita la Sicilia, quindi nessun pericolo per, diciamo, da Roma a scendere giù, nulla. Poi ci sta questa qui che è quella delle ore 12, sempre in nord Italia si salva ancora il Piemonte ma tutta diciamo, sì sì in Sicilia domani è bel tempo. E poi c'è questa delle... Sì sì danno neve ma io non parlo di pioggia qui. La neve ci sarà, no, no, Carlo, io parlo di pioggia. Domani sera invece a Torino pioverà, eccolo qui. C'è un'allerta rossa, Giorgio, come puoi vedere, però questo è per le 21 di domani sera, quindi e vedi dove sta il viola, quella è la neve, Giorgio, quindi come puoi vedere dove sta Torino qui, questo qua è la neve, questo è in viola, quindi ci sta. Io parlo di pioggia, in effetti domani mattina non pioverà a Torino ma farà la neve, quindi questo voglio dire. Quel rosso, blu, nero, verde, quello è pioggia, il blu è freddo, quindi il viola è la neve, come pure un po' sta sul Friuli Venezia Giulia il viola. Quindi diciamo che nella mattinata e nel pomeriggio in Piemonte non pioverà. In serata, a parte la neve, ci sarà pure forti piogge, quindi e si salverà però la Lombardia. Sì, sì, comunque domani sera in Piemonte porta sulle Alpi e Prealpi, perché quelle sono le Alpi e Prealpi, porta la neve. Torino centro porta pioggia forte, come puoi guardare, qui ci sta proprio un puntino quasi nero, è rosso, quindi rosso è forti piogge. E invece questo viola, che sono le Alpi e le Prealpi, porta viola che è la neve, quindi ci saranno nevicate anche a bassa quota, poi dipenderà appunto dalla pioggia. Se di mattina non pioverà, può darsi che farà un po' di nevischio, poi in serata comunque si scioglierà se pioverà. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, buon appetito a tutti, tanto che ore sono fa vedere 13 e 13, abbiamo trovato proprio l'ora esatta. Sì, sì, ho visto che ha nevicato. Sì, sì. No, qua è inutile, da noi non nevicherà neanche se viene la fine del mondo, quindi qua ancora... Sì, stanotte ha fatto tanta acqua, però non forte, ma era costante, comunque è stata bella costante, costante. Però non proprio acquazzone, acquazzone, però tutta la notte ha fatto. Però ti dico la verità, la temperatura non è che è tanto abbassata. Ciao Raffaele, ciao. Quindi è rimasta più o meno invariata. Non dico che è crollata, no? Qualche grado sarà abbassato, però ci aspettavamo che con tutta sta pioggia, diciamo, fosse quasi crollata, invece no, stiamo ancora bene. Vabbè, andiamo a mare un'altra volta, ragazzi. Vabbè, ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo più tardi con qualche altro video. Ciao a tutti. Quindi domani da Roma in giù, diciamo, non pioverà, quindi la Puglia, la Campania, Molise, tutta la Sicilia compresa, staremo a posto. Domani per noi non ce ne sarà, ragazzi, quindi basta acqua.
così tranquillizzo Francesco, che Francesco ieri dice che si è tutto allagato, ha fatto un casino come a Venezia, che a Venezia nuotavano in casa, diciamo. Ieri a Venezia se andavi, invece di sederti a prendere il caffè, ti facevi una nuotata dalla vicina, diciamo. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, a dopo.